fine 2024 sono 36.500 le persone che risultano occupate ai sensi della legge 68. È un dato che risulta in aumento del 9% rispetto a quello rilevato l'anno precedente. Sono persone che vengono assunte prevalentemente col meccanismo della chiamata nominativa e con contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la dinamica degli ultimi 6 anni, si è registrato un progressivo aumento del numero delle aziende soggette all'obbligo di assunzione e quindi anche delle relative quote di riserva, le posizioni di lavoro riservate alle persone con disabilità. I dati ci restituiscono tutto sommato una fotografia del mercato del lavoro che rappresenta un contesto dinamico in progressivo miglioramento, in cui le opportunità occupazionali per le persone con disabilità effettivamente si stanno ampliando, su questo soprattutto non solo grazie all'obbligo normativo, ma anche agli strumenti di politica attiva che prevedono, ad esempio con le convenzioni di programma, la costruzione di percorsi personalizzati che agevolano di fatto l'inserimento delle persone con disabilità nel rispetto sia delle esigenze dell'azienda ma anche delle necessità del lavoratore. A fine 2024 le aziende che hanno in essere una convenzione di programma sono quasi 2.000 e gli inserimenti programmati ammontano a circa 6.400.